I Duino Book si trasferiscono sul Coglio Goriziano e sul Coglio del Brda, ovvero nella vicina Slovenia, per parlare del vino transfrontaliero tra il Coglio e il Brda, ovvero tra Gorizia, Nova Gorica 2025, dove il gruppo Armada, insieme a tutti i 15 comuni italiani più gli altri comuni della Slovenia, saranno protagonisti di una grande iniziativa che coinvolgerà nel 2025 tutto il territorio del Coglio in particolare. Duino Orisina, ovvero il gruppo Armada, con le sue bellezze e con i suoi vini, sarà al fianco di queste grandi occasioni di presentazione del territorio. Sono Francesco Marangon, sono professore universitario all'Università degli Studi di Udine, sono un economista agrario, insegno però materie legate all'ambiente, alla sostenibilità e quindi con molto piacere sto seguendo da alcuni anni quella che è l'evoluzione del territorio dove sono nato e dove vivo, il Coglio, e lo sto osservando questo territorio in molti modi. Innanzitutto proprio per la sua economia agricola, che ruota attorno alla produzione di vino di alta qualità, ma non solo. E più di recente ho avuto la fortuna, l'opportunità di diventare coordinatore del comitato scientifico che sta seguendo il progetto di inserire il Coglio, ma non solo il Coglio, e infatti il progetto si chiama Brda Coglio Quei, nella lista del patrimonio dell'UNESCO, cioè patrimonio mondiale. Una quindi iscrizione che significa riconoscere a questo territorio transfrontaliero un valore universale che noi che viviamo qui lo riconosciamo, ma che sarebbe interessante e importante venisse riconosciuto a livello internazionale. Quindi questa attenzione al settore del vino, al territorio rurale, con una logica di sostenibilità, è quello che mi caratterizza, che è il centro della mia attività di ricerca, la mia attività professionale, che mi ha anche portato a diventare ambasciatore delle città del vino, ruolo che sottolineo con molto piacere, è un onore per me esserlo, città del vino italiane, ma in particolare del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, sono Mauro De Riu, siamo qui a Cormons, io conduco un'azienda. Produciamo sia in Coglio che in Isonzo, facciamo i vini classici della nostra zona, Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, Malvasia. Siamo più specializzati sulla produzione di vini bianchi, però non trascuriamo, facciamo anche 2 rossi, Merlot e Cabernet Sauvignon. Noi come famiglia siamo radicati a Cormons da secoli, cioè andando indietro siamo sempre stati presenti qui, abbiamo un po' fatto i mezzadri, un po' nei comuni limitrofi, abbiamo avuto una piccola parentesi di emigrazione, però dopo mio bisnonno è ritornato qua e si è insediato in questo pezzo di Cormons. La nostra è un'azienda familiare, adesso diciamo il titolare in questo momento sono io, però io ho collaborato con mio papà perché mio nonno è morto quando io avevo 9 anni e adesso diciamo mio papà non c'è più, però diciamo la mia collaborazione continua con i miei figli che mi stanno vicino, insomma, oltre a mia moglie che anche lei dedita all'azienda, per cui siamo un'azienda familiare radicata sul territorio di Cormons. E niente, noi siamo a Cormons, che diciamo Cormons è un paese di confine, è un confine secondo me, se vogliamo, siamo a lembo estremo della pianura padana, però siamo al confine con quello che è diciamo, il territorio dei popoli slavi, cioè noi siamo un punto d'incontro fra quella che è diciamo, una civiltà latina, una civiltà slava, una civiltà diciamo, tedesca,
austriaca, perché noi qui siamo stati sotto l'impero asburgico fino al 1918 per dei secoli, per cui abbiamo una tradizione che rispecchia un po' anche quello che è la Mitteleuropa. Dopo quello che tanti magari non puntualizzano, però noi siamo stati sempre un punto di confine, però voglio dirti che dove siamo noi fino nel 1985, se volevi piantare un vigneto, se volevi fare una costruzione, dovevi chiedere al genio militare se ti davano, alla servitù militare se ti davano il permesso, perché era tutto sotto servitù militare e per noi non era così libero fare le cose. C'è una cosa che nessuno ricorda, ma sono cose reali, che sono successe fino a 40 anni fa. Niente, Cormons, diciamo, fa parte di un territorio un po' variegato. Sì, abbiamo la parte collinare, il Collio, abbiamo la parte della pianura che è l'Isonzo, che però tutti e due danno grandi vini. È quello dimostrato dai produttori che sono nella zona, che riescono insomma a tirare fuori il meglio di questa zona ed imporsi su quello che è il mercato, su quella che è la zona. Per parlare di questo territorio mi viene in mente una parola che è diventata molto di moda negli ultimi tempi: resilienza. L'avrete sentita nominare molto di frequente parlando del cosiddetto Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ebbene, questa è una parola che qui stiamo usando da ben prima di questo momento di utilizzo diffuso. Perché? Perché questo è un territorio che ha visto nella sua storia, lunga storia, si parla di ritrovamenti in questo territorio di insediamenti umani nell'epoca del bronzo, quindi parliamo di qualche migliaio di anni avanti Cristo, e poi in epoca romana e via di questo passo. Ebbene, ha visto passare tante genti, modificarsi le condizioni in cui le persone che vivevano e vivono qui, modificarsi le condizioni istituzionali, culturali. Perché? Perché qui c'è stato un continuo trasformarsi di presenze e di governi. L'ultima trasformazione forte, dopo anni, secoli di comunanza di questi territori, sto parlando del Collio in Italia e del Brda in Slovenia, sotto l'Austria, si è passati ad una situazione nel secondo dopoguerra, a partire dal 1947, di un confine che ci ha diviso le terre dal punto di vista amministrativo. All'inizio c'è stata una divisione forte. Io vengo dagli anni 60, nasco in quel periodo e ricordo benissimo com'era diverso il modo di vivere qui da noi in Italia e in quella che era la Jugoslavia. Eppure le economie, in particolare le economie rurali, hanno trovato anche in quel momento di forte divisione, che poi si è dissolto fortunatamente una trentina di anni fa, ecco, di quella forte divisione hanno trovato il modo per vivere assieme. La resilienza vuol dire questo: capacità di reagire ad uno shock. Un confine di quel genere, pensate che era un confine che poteva essere considerato un pezzo di cortina di ferro, che forse è un'espressione che normalmente ci porta ad altri contesti, penso a Berlino o ad altre realtà. Ebbene, qui passava quella che era la cortina di ferro. Allora noi siamo riusciti a trovare modi per collaborare, e l'economia agricola, la produzione di vino, di frutta, più recentemente anche di olive, è stata uno degli elementi che ci ha aiutato a stare assieme in un contesto multiculturale. Noi usiamo dire oggi 2 stati, 3 lingue, ma una storia, una cultura, uno stare assieme, tutti assieme. Perché 3 lingue? Italiano, sloveno, ma anche friulano. La legge italiana tutela qui una lingua minoritaria che è il friulano. Ecco perché noi parliamo con piacere di Brda, Collio, Cuej, usando quindi le 3 lingue per chiamare questo territorio che rivediamo unitariamente.
Sono Borut Blažić, proprietario di azienda agricola Blažić. Ci troviamo a Pleshivo 30 sul confine con l'Italia. La nostra azienda ha sede in Slovenia, pochi metri dal confine italiano. Anche quando hanno messo confine fra stati ci ha diviso la proprietà. La casa era in Jugoslavia, tutta la terra invece in Italia. Forse siamo stati l'unica azienda che aveva solo la casa in Jugoslavia e terreni in altro stato. I primi anni erano molto difficili per parenti, per genitori, perché un giorno è diventato dal territorio aperto, territorio con un confine di stato che nei primi anni era anche molto chiuso. Sì, per genitori era molto difficile anche passare il confine, andare a lavorare. In quel tempo l'azienda molto soffriva. Sì, hanno fatto tanto sacrificio per tenerla avanti e tutto. La nostra azienda lavora biologico, ci siamo concentrati ultimi anni solo sul vino, abbiamo anche un po' di oliva e frutta per uso familiare. Lavoriamo di più con vitigni autoctoni di zona come Ribolla Gialla, Friulano e Malvasia. Ultimi anni abbiamo acquistato anche terreni in Slovenia e in questo tempo abbiamo 6 ettari di vigneto in Slovenia e 4 in Italia. Vini facciamo in modo più naturale con fermentazioni spontanee e macerazioni sulle bucce. Vendiamo in più stati europei e anche un po' esportiamo in Stati Uniti e Giappone. Produzione di vino e cantina sono in Slovenia e dopo per questo sono anche tutti i nostri vini dichiarati come vini sloveni. Da quando si sono aperti i confini è per noi un po' più facile come prima. L'unica cosa è un po' burocrazia in 2 stati, devo avere 2 patatini per trattamenti e tutte le cose 2 volte fatte, anche siamo tutti in Europa solo per un piccolo produttore che vive in 2 stati a doppia burocrazia, anche a tutti i terreni insieme, non sono tanti. In questo modo non ci hanno aiutato tanto. Sarebbe tanto più facile avere solo una cosa come per noi. Questa è la nostra cantina, qua facciamo vinificazione e anche qua in queste botti ci maturano vini macerati. E come vedete siamo proprio sul confine con l'Italia. In queste botti mettiamo vino quando finisce a maturare in botti di legno prima di imbottigliare e come ho detto lavoriamo di più con vini autoctoni di località Malvasia, Ribolla e Tokaj e circa 20% abbiamo rossi come Merlot, Cabernet Sauvignon e un po' di Cabernet Franc. Sono i nostri vini, etichetta bianca usiamo per vini che fanno macerazioni fino a 5 giorni e dopo invecchiano in botti di acciaio. Invece etichetta nera sono vini che fanno più lunghe macerazioni sulle bucce, intorno a 2 settimane, e maturano in botti di legno. Produciamo circa 30.000 bottiglie all'anno. C'è un'altra parola che vorrei proporre per capire il territorio Collio Bërdaquej ed è la parola valori. Uso il plurale. Innanzitutto i valori sono quelli economici, sono un economista e parlo ovviamente soprattutto di questi, sono quelli che hanno permesso in questo territorio negli anni di avere una qualità della vita anche appunto dal punto di vista economico, penso alle imprese del settore agroalimentare ma anche del settore turistico collegato alla produzione agricola, l'agriturismo ma non solo, che ovviamente sono i valori primi che ti vengono in mente, quelli che permettono alle persone di vivere, di avere un reddito, di permettere alle generazioni di restare qui e di non dover andare via a cercare lavoro da altre parti, di avere una qualità della vita dignitosa. Ma anche grazie all'attività di ricerca che ho la fortuna di poter fare all'Università di Udine, è da anni che
i valori che stiamo cercando di far emergere sono economici, ma non quelli che normalmente si traducono in moneta mediante il mercato. Ebbene, il Coglio Berdacquei ha fra i valori che vengono riconosciuti a chi lo visita, questo territorio, quello del paesaggio. Ebbene, in più momenti siamo andati proprio a valutare economicamente il paesaggio che, grazie all'attività degli agricoltori, degli amministratori, della collettività, delle comunità che vivono qui, vengono mantenuti e dati in eredità alle generazioni che si susseguono, in una logica proprio di sviluppo sostenibile. Quindi qui c'è un valore che viene appunto riconosciuto, viene apprezzato da chi visita questi territori, che li scopre con molta sorpresa, perché non hanno la fama internazionale che forse hanno altri territori, in particolare del nostro paese, che hanno avuto riconoscimenti anche dell'UNESCO. Eppure ci sono dei valori che ci sono e che sono mantenuti grazie all'operare delle donne e degli uomini che nei secoli hanno saputo, con intelligenza, con rispetto, con attenzione al territorio, gestire per sopravvivere, oggi vivere bene, questi territori senza snaturarli. Sono David Buzzinelli, titolare dell'azienda agricola Carlo Di Pradis, assieme a mio fratello Boris. Un'azienda agricola che effettivamente nasce nel 92 dalle ceneri dell'azienda del papà e dello zio. Effettivamente siamo la terza generazione di viticoltori puri. Già il nonno aveva eliminato tutte le altre culture, perché qui comunque si nasceva tutti contadini. Il nonno aveva già eliminato le mucche, aveva eliminato le ciliegie e le pesche per concentrarsi sulla produzione dei vini. La nostra famiglia imbottiglia già dai primi anni 60 e poi con una crescita molto importante. Poi è arrivata nei primi anni 90 la decisione del papà e dello zio di passare le redini ai figli, però dividendo l'azienda. Una nasce la Carlo Di Pradis, l'altra resta il nostro cugino, che è Buzzinelli Maurizio, che è sulla collina a fianco. L'azienda adesso lavora su 15 ettari di vigneto, di cui metà in zona d'Occoglio e metà in zona d'Ochisonzo, e comunque cerchiamo sempre di lavorare nella tradizione e nel rispetto ambientale. Siamo da un paio di anni anche certificati SQNPI, che è una certificazione diciamo di corretta prassi di produzione. Nei nostri vini cerchiamo sempre di portare ai massimi livelli il territorio su quelli che nascono, sia nei vini d'Ochisonzo, che sono la zona pianeggiante che nasce qui sotto, che nei vini d'Occoglio. Da un po' di anni anche rappresento il Consorzio Coglio come presidente. Questo è un onore anche, però comunque la nostra azienda storicamente nasce qui, ma effettivamente i nostri genitori arrivano da Medana, che è il comune subito dopo il confine di Cormons con la Slovenia. Il nonno aveva acquistato una baracca dagli americani subito nell'immediato dopoguerra, si era trasferito prima della definizione dei confini e poi si era assediato qui con la baracca americana, 4 figli e effettivamente 2 ettari di vigneto. Poi nel tempo sono diventati, nel 92 abbiamo diviso all'incirca 22-23 ettari di vigneto. Effettivamente lavorare su un'azienda di confine, Cormons è sempre stata una cittadina sì di confine, ma quella forse più aperta a tutto il resto, o meno chiusa. Da un bel po' di anni non si sentono più i confini come sicuramente prima degli anni 94, che c'era ancora la sbarra per andare su e giù. Effettivamente le aziende qui hanno sofferto il confine solo ed esclusivamente sull'apertura dei mercati, mentre normalmente qui si lavorava solo e esclusivamente con la parte europea. Adesso, tolti i confini, ma non solo quelli della Slovenia, tolta
diciamo, la muraglia rossa, o come vogliamo chiamarla, sul confine dell'est, ci sia aperto un mercato anche su paesi sicuramente come l'Ungheria, la Repubblica Ceca o di per sé la Russia, magari in questo momento un po' più difficoltoso, però questo ci ha dato una mano, mentre fin prima effettivamente i nostri mercati erano spostati solo verso l'ovest. Del resto Cormons il confine l'ha vissuto commercialmente abbastanza bene. La parte più problematica era quella della gestione dei parenti, visto che il confine comunque ha diviso molte aziende, molte famiglie, e molti avevano ancora i parenti nell'ex Jugoslavia. Diciamo che questo ormai ci si è già dimenticato. Noi come produzione siamo allineati all'incirca su 70-80 mila bottiglie. I nostri prodotti sono i classici, il Pinot Grigio, il Sauvignon, il Chardonnay, la Ribolla Gialla, il Friulano. L'ultima entrata è stata la Malvasia. Di concetto noi cerchiamo comunque sempre di rispettare il territorio e di rispettare la varietà. Sicuramente in progetto un progetto nel cuore è quello di esprimersi molto bene su un uvaggio come il Coglio Bianco, che sicuramente nel prossimo futuro uscirà marcando molto forte le sue origini territoriali, ma per noi nel cuore resta sempre il friulano e devo dire la verità, siamo grandi cultori anche del Sauvignon, che ci piace produrlo, è tra le varietà che ci sono più richieste sul nostro mercato e che ci piace proporlo ai nostri clienti. Coglio Berdacquei, i terrazzamenti del Coglio Berdacquei sono il tema che congiuntamente qui in Coglio, parte italiana, e in Brda, che è il nome anche della municipalità, del comune che abbraccia il territorio di parte slovena, si è deciso di usare per lavorare sul progetto di candidatura di questo territorio transfrontaliero appunto come territorio riconosciuto come patrimonio mondiale da parte dell'UNESCO. È un percorso complesso, in particolare quando assume questo degli oltre 1100 beni e territori riconosciuti dall'UNESCO ad oggi. È raro trovarlo, un territorio transfrontaliero, cioè di due stati che assieme lavorano per un riconoscimento unitario. Abbiamo scelto un tema importante come fondamento di questa candidatura, sono i terrazzamenti. Qui, a proposito della capacità delle genti di rispettare il territorio pur gestendolo per garantire una sopravvivenza adeguata e un'economia importante, ebbene gli interventi sono stati di sistemazione di quelle che sono le colline per produrre innanzitutto il vino e quindi coltivare la vite, ma anche la frutta che non solo viene consumata e prodotta ancora qui, ma che anche in passato andava fuori di qui, durante il periodo austriaco andava fino a Vienna la frutta prodotta in Brda Coglio Quei. Allora la capacità di resilienza nei secoli fino ad oggi e garantire al futuro una continuità di questo territorio, secondo noi merita un riconoscimento come eccezionalità universale. Stiamo lavorando intensamente su questo progetto assieme l'Italia e la Slovenia per portare questo territorio quindi a questo riconoscimento universale a cui tutti noi cerchiamo di puntare. E questo è molto importante anche nell'ambito dei progetti che ci sono, come il progetto di Capitale Europea della Cultura Nova Gorica Gorizia e tutti i progetti che nel tempo potranno garantire il futuro di questo territorio, che sicuramente è un futuro molto bello che tutti sogniamo per noi, ma soprattutto per le future generazioni.
Buongiorno, sono Clemen, il titolare dell'azienda vitivinifica Benedetic. Siamo dal paese Vipolzano, il paese più grande del Berda. Abbiamo intorno ai 15 ettari di vigneto, siamo un'azienda familiare e abbiamo le terre sparse in 12 diverse località nel raggio di 5 km. La base è produrre e vendere il vino e abbiamo anche le ciliegie che si vendono con frutta fresca e adesso in questo momento stiamo raccogliendo il cacco. E dopo il cacco si va in olio a prendere le olive, così un po' tutto si trova da noi. Come tipi di vino noi produciamo la base del Berda e la ribolla. Da noi si trova la ribolla fresca fatta in inox. Questa è la nostra regina e abbiamo anche l'ex Tokai Friulano che adesso ha il nome di Sauvignon Vert oppure il Sauvignonnas. E dopo abbiamo il Pinot Grigio, il Chardonnay, il Pinot Bianco, il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Il primo acquisto della prima terra era nel 1923. La terra era venduta dal proprietario del Villa Vipolze, del baron Teffenbach. L'acquisto hanno fatto i miei bisnonni, il papà del mio nonno e il papà della mia nonna, Keber Valentin e Benedetic André, 2 famiglie. E il prossimo anno abbiamo 100 anni di storia. Da quel vigneto adesso abbiamo 15 ettari, ci siamo un po' ingranditi. Il primo vigneto è in località Jasbana. Come ogni piccolo parte della terra ha in Berda il suo nome, nickname. Ha il nome di Bergalot perché lì si trovavano degli sassi rotondi del diametro più di 2 metri che li ha portato il mare. E da lì nasce la storia di noi che ancora oggi ci chiamano Bergalot. Io sono il Bergalot, il piccolo Bergalot. La nostra terra si trova nell'Italia. La prima terra, il Bergalotisce, è in Italia e lì si lavorava sul confine. Io mi ricordo come bambino che ho visto i soldati che camminavano sul confine e guardavano se era tutto ok, ci chiedevano che cosa abbiamo con sé. Quando siamo entrati nella vigna non si poteva portare tutto dall'altra parte, si poteva lavorare finché erano aperti i confini, dopo si doveva fare il ritorno a casa. Sul confine in quei tempi abbiamo avuto anche le pesche e sempre i primi alberi erano vuoti perché lì mangiavano i soldati. Nel 2020 abbiamo cominciato, nel 2021 abbiamo finito con i lavori della cantina, abbiamo rinnovato tutto da zero. Adesso abbiamo intorno a 1000 metri quadri di superficie per la cantina e abbiamo una sala degustazioni che è aperta, diciamo, ogni giorno con i 35 posti di sedia. Durante la stagione turistica siamo stati molto bene visitati, c'è tanto turismo. Dopo il Covid tanti europei vengono a assaggiare e vedere
la zona di Berda.